È molto importante iniziare bene in campionato, abbiamo giocato una partita difensivamente molto solida per 40 minuti e questa con tutti i giocatori, questa è la componente migliore. Si è aperto con una vittoria il campionato dell'Umana Reyer che sul parquet del Palasport a Liercio ha sconfitto l'Epi Casa Brindisi con il risultato finale di 75-67. Direi una vittoria, una buona vittoria con una difesa certamente consistente. Ci sono, come si è visto, giocatori più avanti, giocatori che sono invece un pochino più indietro, però devo dire che alla fine l'importante era comunque avere questa attitudine e questa attitudine per 40 minuti da parte di tutti i giocatori. E poi il resto sono convinto, sono cose che a tratti abbiamo fatto vedere anche cose buone. Ci è mancata un po' di continuità nel chiudere la partita, ma davanti avevamo una squadra che comunque ha qualità, che è difficile sempre giocarci contro, con tanti giocatori di talento, quindi ce la prendiamo. Una vittoria che coach De Raffaele dedica in particolare ai tifosi. Sia per quelli che erano presenti, che sono stati presenti, che hanno avuto la voglia, il desiderio, la fortuna di essere presenti, ma soprattutto per quelli che non ci sono, che sappiamo che sono tanti, che stanno soffrendo a star lontani da noi, però noi sappiamo che ci sono vicini, quindi un abbraccio a tutti i nostri tifosi